le battaglie erano la secessione, la Padania, si è trasformato in macro regione del nord, non c'è più quindi la divisione tra nord e sud, non è possibile, quindi costruiamo una macro regione del nord per sopravvivere trattenendo le tasse. È un po' questo il concetto che ha cercato di trasmettere Roberto Maroni. È d'accordo pienamente su questa prospettiva? Allora, guardando anche le ultime elezioni, non solo a livello nazionale ma anche a livello territoriale. La Padania esiste? Allora, la Padania come realtà socio-economica, cioè persone che hanno uno stesso modo di pensare, di affrontare i problemi, di lavorare, cioè una mentalità, la buona amministrazione, il cercare di rispettare le regole. Da questo punto di vista c'è un'omogeneità nel nord Italia, e c'è. Dopodiché il problema è quello che tu devi fare concretamente a servizio della tua comunità, che è un altro discorso. Nel senso che la divisione del paese, perché poi appunto è chiaro che la domanda punta su questo, oggi a Costituzione vigente in Italia è possibile praticarla? No, perché la Costituzione dice che l'Italia è una e indivisibile, e quindi è inutile dire ti porta a conseguire questo risultato, perché sai che questo risultato tecnicamente non lo puoi conseguire. Per carità, un modo c'è, che non dipende dalla politica, che non dipende dai partiti. Se il paese fallisce, cosa che non c'è da augurarsi, perché se il paese fallisce c'è la guerra civile, c'è la situazione greca, che della situazione greca si parla in televisione di un sacco di puttanate, della situazione greca non si parla per una situazione drammatica qua vicina, e non viene raccontata perché è spaventosa, ed è spaventosamente simile, magari se vuoi ci torniamo dopo, alla situazione verso la quale sta andando l'Italia. Noi all'interno dell'Unione Europea l'unica differenza che abbiamo dalla Grecia è che il primo paese per rapporto debito-PIL è la Grecia, il secondo è l'Italia, noi gli veniamo dietro. Poi ci sono il Portogallo, la Spagna, l'Irlanda, cioè quelli che sono messi male e che rischiano di saltare sono quelli che hanno, diciamo, che scalano la classifica del rapporto debito-PIL. Allora quello che serve è dire alla gente quello che puoi fare. Allora concretamente in quello che è il quadro normativo vigente tu devi cercare di cambiare le cose in Italia facendo cosa? Facendo in modo che alcune realtà territoriali che oggi ancora sprecano, perché se ci fosse una crisi economica dovuta all'economia, allora ti devi porre un problema di come raddrizzare l'economia, cioè se la colpa fosse degli imprenditori, allora ti dovresti porre quel problema. In realtà oggi il sistema Italia è in crisi perché c'è il sistema Stato che costa un'ira di Dio, che massacra di tasse le imprese e le famiglie e ci fa essere non competitivi, perché finché non c'era l'Unione Europea, finché non c'era il mercato unico, tu ti arrangiavi da solo, svalutavi la lira, in qualche modo si andava avanti. Adesso siccome la competizione è globale e non puoi svalutare la valuta perché evidentemente sei in un sistema europeo, o sei competitivo o non puoi evidentemente competere, scusate il gioco, la ripetizione delle parole. E da dove si misura la competitività? Evidentemente anche da quella che è la pressione fiscale, perché chi ha una pressione fiscale molto più alta degli altri ha un costo aggiuntivo quando ti confronti sui mercati molto più alto, e il costo del sistema pubblico Italia è insostenibile. Dicevo, il problema qual è? Che ci sono regioni come l'Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte, la Puglia, ci sono regioni dove i costi sono abbastanza omogenei e rientrano all'interno di certi parametri. Ci sono regioni, vi do dei dati che sono, me li porto sempre dietro, ma andate a guardarvi il sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e li trovate, quindi non sono i dati di Flavio Tosi, ma sono i dati del Ministero delle Finanze. Ci sono realtà regionali dove i costi sono enormemente superiori alle altre, il costo del sistema pubblico. Io vi dico il dato anche della vostra regione, visto che l'Emilia rispetto al Veneto abbiamo grosso modo gli stessi abitanti, grosso modo 5 milioni di abitanti. Allora, nel 2011 lo Stato italiano ha speso in Emilia Romagna, lo Stato vuol dire tutto quello che è il costo pubblico dell'Emilia Romagna, lo Stato italiano ha investito in Emilia Romagna per i suoi servizi, quindi è spesa dello Stato, 11 miliardi di euro per circa 5 milioni di abitanti. Qui borbottano un po' perché li hanno spesi tutti in Emilia questi soldi qui, giusto? In Sicilia, 5 milioni di abitanti, lo Stato ha speso 21 miliardi e 200 milioni, cioè ha speso 10 miliardi in più di quello che ha speso qua da voi. Questo per dire che in uno Stato normale le funzioni esercitate dallo Stato dovrebbero costare alla stessa maniera, anzi dovrebbero costare di più dove i servizi sono
di più alta qualità, di più alto livello, e dovrebbero costare di meno dove c'è più inefficienza. Paradossalmente i servizi costano di meno nelle regioni virtuose e costano molto ma molto di più nelle regioni dove le cose non funzionano. Vi dicevo Sicilia, vi dico la Campania che fa 5 milioni e 6 di abitanti, allora Emilia Romagna 11 miliardi, Campania 19 miliardi e mezzo, vi dico il Lazio perché il Lazio del quale non si parla, il Lazio che fa 6 milioni di abitanti 24 miliardi e 300 milioni, vi dico anche il Trentino Alto Adige, allora Emilia Romagna 5 milioni di abitanti 11 miliardi, Trentino Alto Adige 1 milione di abitanti 8 miliardi. Allora per questo dico è qua che bisogna andare a mettere le mani, perché lo Stato oggi consente ad alcune realtà territoriali di sprecare. Se voi mettete assieme questa tabella e vedete chi spende di più e chi spende di meno e tirate una riga, viene fuori che rispetto alle regioni virtuose oggi ci sono più di 40 miliardi di euro all'anno sprecati perché potrebbero non spenderli, perché nelle altre regioni quei soldi bastano per farle funzionare. E allora capite che 40 miliardi di euro sono più che sufficiente negli anni a risanare i conti dello Stato. E allora la Lega dove riparte? Da qua. E allora il progetto della macro regione, uno dice cos'è la macro regione, perché la gente dice cos'è la macro regione. La macro regione vuol dire che le regioni virtuose che partono da Veneto, Lombardia e Piemonte, ma non perché la Lega dice partiamo da qua perché sono le nostre, perché la Lega dice partiamo da queste per vedere chi ci sta. Se Vasco Errani avesse politica di difendere il suo territorio, ci dovrebbe stare anche lui. Io, sindaco della città di Verona, quando devo difendere la mia città, me ne frego di chi sta al governo, non è che vado a vedere se al governo ci sono i miei o ci sono gli altri. Io difendo la mia città contro il governo a prescindere, perché? Perché ho il dovere di difendere i miei cittadini. E allora, chi governa l'Emilia Romagna non è che deve dire, allora, siccome il governo di centrosinistra sto zitto, se al governo c'è Berlusconi gli sparo addosso. Chi governa l'Emilia Romagna deve dire, io ho una regione virtuosa che paga un casino di tasse e riceve in cambio niente, devo aderire a un progetto che difende i territori virtuosi perché altrimenti il sistema salta. Allora il progetto della Lega qual è? È questo, è quello di utilizzare, perché questa è una responsabilità che anch'io da sindaco mi devo assumere, e chi grazie alla Lega ha avuto una responsabilità nella pubblica amministrazione si deve assumere. I sindaci della Lega, i governatori della Lega devono dimostrare in concreto, partendo da questi numeri, uno dice come? Per esempio sforando il patto di stabilità. Io come Comune di Verona, anno dopo anno ho fatto, Comune di Verona, ma dico, parlo penso per centinaia, per migliaia di comuni del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche, del Piemonte, della Lombardia, di comuni che appunto cercano di far quadrare i conti, perché come un padre di famiglia fa quadrare i conti della sua famiglia, un sindaco fa quadrare i conti della sua comunità, con delle distorsioni. Adesso mi scuso se rischio di essere lungo, ma vi do dei dati perché almeno vi dico dei numeri sui quali ragionare. Se non interrompo vuol dire che ci interessa, ecco, quindi penso che anche il pubblico è in ascolto. Sentiamo i dati. Io do dei dati per capire anche a livello comunale quali sono le sperequazioni. Questi sono dati pubblicati il 21 luglio, quindi dati assolutamente recenti, sono i dati dei residui attivi dei comuni. Il residuo attivo cos'è? Tu quando fai il bilancio, vale anche per le aziende evidentemente, il residuo attivo sono delle risorse che non hai ancora incamerato fisicamente, ma che sai, le metti a bilancio perché sai che sono soldi che dovrebbero entrare. È chiaro che il residuo attivo deve essere un dato veritiero, perché il residuo attivo deve essere, non so, che ne so, le multe che hai combinato che non sono ancora entrate, delle tasse che sai che ti devono entrare che non sono ancora entrate ma che sai che entreranno. Quindi deve essere un dato vero e deve essere una piccola parte del tuo bilancio, perché in realtà tu puoi anche fare un bilancio fasullo, metti un residuo attivo altissimo, metti il bilancio a pari, ma in realtà sei praticamente in stato prefallimentare. E allora la classifica dei residui attivi, adesso vi dico i numeri dei residui attivi di alcune realtà comunali, cioè sono soldi che queste realtà mettono a bilancio e in teoria dovrebbero riscuotere. Il Comune di Roma ha 5 miliardi di residuo attivo, 5 miliardi. Cosa vuol dire? Che sono soldi che per la grandissima parte, siccome è una cifra colossale, sono soldi che la grandissima parte non introiterà,
li iscrive a bilancio per far sì di far figurare il bilancio a pareggio, ma è un bilancio fasullo perché 5 miliardi di residui attivi reali non li ha. Il comune di Napoli 2 miliardi e mezzo, il comune di Reggio Calabria, che è già in dissesto, 530 milioni, Catania 700 milioni, Palermo 1 miliardo, Salerno 360 milioni, unica realtà del nord che fa parte di questa classifica tristemente è Torino con 1 miliardo e 100 milioni, Bari 450 milioni. Allora, rispetto a queste realtà comunali, i comuni normali, anche di grandi dimensioni, hanno qualche decina di milioni di residui attivi, non puoi mettere 1 miliardo di residuo attivo perché è una panzana. E allora, dicevo, rispetto a queste realtà che hanno pensato di far cosa? Di spendere, perché tanto alla fine cosa pensano? Tanto qualcuno paga. E pensano che tanto qualcuno paga, perché fino adesso è funzionato così, perché tanto qualcuno paga. Ci sono realtà regionali, la Calabria, un paio d'anni fa, adesso io vi dico il dato di un paio d'anni fa, ma non è che sia stravolto, aveva 1/4 dei comuni in dissesto, ovvero sia dei comuni dove chi amministrava sforava, mandava il comune in dissesto. E perché avevano 1/4 dei comuni in dissesto? Perché chi amministrava quei comuni, che non sono i cittadini calabresi, è la mala politica calabrese, chi amministrava quei comuni diceva: io spendo e spando, me ne frego, tanto poi quando mando il comune in dissesto Roma ripiana. E Roma ripiana con i soldi di chi? Dei comuni virtuosi pirla che pagano per gli altri. E allora dicevo, cosa si deve fare come battaglie? Siamo pirla anche noi, sono pirla anch'io, e sono un sindaco che per anni ha continuato a cercare di far quadrare i conti. Noi quest'anno adesso, siccome il patto di stabilità è sempre più demenziale, nel senso che è sempre più rigido, noi settimana dopo settimana stiamo facendo delle delibere. Vi spiego anche tecnicamente perché siccome le regole del gioco le fa Roma, nel senso che poi è Roma che stabilisce quanti soldi ti dà indietro e quanti ne puoi spendere. Vi dico quanti ti dà indietro perché la città di Verona, e se voi fate il paragone fra la mia città che fa 260.000 abitanti, in proporzione agli abitanti prendete il Veneto, l'Emilia, la Lombardia, le regioni virtuose, la proporzione è quella. Noi come città di Verona versiamo a Roma, fra IRES e IRPEF, tasse statali, 1 miliardo, 1 miliardo e 100. Quest'anno, nel 2013, ci torneranno indietro 22 milioni, cioè ci torneranno indietro il 2% di quello che versiamo a Roma. A Roma si tiene il 98%. In un paese normale non esista che lo Stato centrale si tenga il 98% e lascia a livello locale il 2%, perché la gran parte dei servizi poi si fanno a livello locale. E come te li paghi? Con tasse aggiuntive, aumentando l'IMU, aumentando tutto il resto, perché poi la gente paga di nuovo tutti i servizi attraverso la tassa locale. Dicevo, con un quadro di questo genere, Roma ogni anno cambia le regole del gioco. Quest'anno sapete che c'è il casino dell'IMU sulla prima casa. E il casino dell'IMU sulla prima casa come nasce? Nasce dalla campagna elettorale delle politiche, dove Silvio Berlusconi, che non esprimo giudizi, perché io vi dico quello che è successo, lo sappiamo tutti, fa la campagna elettorale dicendo che ci avrebbe restituito, se avesse vinto, non solo che avrebbe tolto l'IMU sulla prima casa, ma ci avrebbe restituito l'IMU pagata l'anno scorso, il che francamente era poco credibile, perché credo sarebbe stato non facile andare in Unione Europea e dire abbiamo il rapporto debito-PIL, avevamo al 127%, e restituiamo le tasse pagate l'anno scorso, perché siccome le cose vanno bene restituiamo le tasse pagate l'anno scorso. Queste dichiarazioni le ha fatte con la Lega alleata, E io le ho fatte in tutta la campagna elettorale. Ho sempre detto che quella lì era una panzana, tant'è che lo è stata, perché secondo me le cose, perché le cose vanno dette, cioè non è che bisogna andare a raccontare le balle alla gente, perché poi la gente giustamente ti chiede conto. E allora però si impegnò anche di dire, oltre a restituire, che non poteva farlo, quella pagata l'anno scorso, la toglieremo. A quel punto, siccome abbiamo i conti assolutamente sballati, il governo Letta, PD-PDL, cosa hanno detto? Non hanno detto togliamo l'IMU sulla prima casa, perché non sanno da che parte andarli a prendere. Hanno detto sospendiamo l'IMU sulla prima casa, così come hanno sospeso l'aumento dell'IVA. E l'aumento dell'IVA come l'hanno sospeso? Aumentando gli anticipi d'imposta. Cioè quindi hanno sospeso una tassa aumentandone delle altre. E il rischio che si rischia di fare, il rischio che si rischia di correre con l'IMU sulla prima casa è che alla fine per mantenere la promessa che non mettono l'IMU sulla prima casa metteranno altre tasse, così non ti chiedono 4 miliardi ai cittadini italiani da una parte, se ne prenderanno 4 miliardi dall'altra. Dicevo, con questa promessa di non far pagare l'IMU sulla prima casa l'hanno sospesa.
però siccome non sanno come venirne fuori hanno detto vedremo, e allora hanno detto ai comuni: voi aspettate a fare il bilancio, oppure fate pure il bilancio, ma tanto non potete farlo perché noi governo, perché questo sono legge dello Stato italiano, noi governo a settembre vi diremo da che parte andremo a parare. E quindi io comune sono nell'impossibilità di fare il bilancio, non posso fare il bilancio preventivo 2013 almeno fino a settembre. Voi provate a pensare un'azienda che fa il bilancio preventivo di quell'anno a ottobre, cioè passati 10 mesi fa il bilancio preventivo. In Italia per i comuni funziona così. Però cosa accade? Io vi dico un esempio concreto che è banale ma fa capire il quadro delle cose. Noi oggi abbiamo 2 squadre in Serie A, l'Hellas e il Chievo. La Federcalcio scrive al comune dicendo: siccome il campo del comune di Verona fa schifo, in effetti fa schifo, lo dovete rifare. Siccome la manutenzione ordinaria lo pagano le squadre di calcio, ma la straordinaria la paga il comune deve rifare il campo. Rifare il campo costa 700.000 euro. Io non posso rifare il campo finché non approvo il bilancio, perché è una spesa che è fuori dal bilancio. Io devo aspettare di approvare il bilancio a ottobre, settembre-ottobre, peccato il campionato cominci il 24 di agosto. E allora io dovrei o dire al Verona e al Chievo: andate a giocare a Brescia, oppure rifaccio il campo. Ma per rifare il campo non lo posso fare perché il patto di stabilità mi dice che non lo posso fare perché non so quanti soldi avrò da spendere, ma i soldi in cassa li ho. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una delibera di giunta col parere contrario della ragioneria che dice: guarda che potresti violare il patto di stabilità, ma io come posso fare in uno Stato dove c'è un ente nazionale che mi dice devi rifare il campo, il governo che mi dice non puoi fare il bilancio perché non hai i numeri per farlo, e io resto in mezzo. E alla fine abbiamo fatto una delibera che dice: noi giunta, il sindaco della giunta si assume la responsabilità di sforare il patto di stabilità, perché io non posso non amministrare il mio comune perché Roma non sa da che parte andare a parare. E io ho detto, ho fatto l'esempio di una delibera perché ha delle scadenze tecniche, ma noi a settimane che in giunta andiamo avanti così, andiamo avanti dicendo: abbiamo i soldi in cassa dei cittadini veronesi che pagano le tasse e io non posso spendere tutti i soldi a dicembre, anche per asfaltare le strade, perché per asfaltare le strade è da deficienti asfaltarle a dicembre quando c'è freddo e piove, e le devo asfaltare adesso, e io le asfalto adesso, sforerò il patto di stabilità. Pazienza, perché in questo stato qua non ha senso fare i pirla che amministrano bene, rispettano tutte le regole, perché poi i tuoi cittadini si incazzano col sindaco perché dicono giustamente ci sono le buche sui marciapiedi, le strade piene di buche, ed è colpa del sindaco. Non è colpa del sindaco, è colpa di uno Stato che è una repubblica delle banane. Allora quello che bisogna fare è che non deve essere il sindaco di Verona o il sindaco di un comune qualsiasi delle nostre regioni a fare questa battaglia. Devono essere i governatori e i sindaci assieme che dicono allo Stato centrale: non se ne più di regole stupide, perché sono delle regole stupide e vanno cambiate. Come fai a cambiarle? Abbiamo chiesto di cambiarle per anni, e per anni a Roma ci hanno detto sì, cambieremo il patto di stabilità, infatti l'ha cambiato sempre in peggio, sempre solo in peggio. E l'unico modo per farlo cambiare qual è? È che se il sindaco di Verona da solo sfora il patto di stabilità, Roma gli fa un coso così. Se il patto di stabilità lo sforano 500 o 1000 sindaci, allora Roma è costretta a cambiare il patto di stabilità, perché si trova di fronte un numero tale di persone, sindaci, cittadini incazzati, che alla fine Roma è costretta a cambiare. Ecco, questo è il modo. La Lega 2.0 cosa è questa? Vuol dire utilizzare gli enti territoriali dove noi governiamo per contrastare il governo, che non mi interessa l'appartenenza politica del governo, a me interessa che ci sia un governo che fa funzionare questo paese. Intanto magari il sindaco prende fiato e si vuole bere. Il messaggio arriva anche grazie alle riprese televisive a Forlì, a Ravenna, a Cervia stessa, per chi non è qui questa sera. Prima ha citato la parolina default, ha citato la Grecia. Anche ieri sera con l'onorevole Giorgetti abbiamo parlato di politica economica europea, del rischio default. Giorgetti ci ha fatto un esempio abbastanza crudo degli imprenditori di Varese che si spostano in Svizzera, aprono le aziende, traslocano con le aziende in Svizzera. Che cosa succede nel nord-est? Come si evita il default dell'Italia? Quali riforme il nostro Stato, Roma, lei dice sempre Roma, prima ha detto la Repubblica delle Banane, se ci sentono, cosa bisogna fare? È la triste verità, dico triste perché da sindaco e da cittadino non è bello vivere in un paese dove le cose non funzionano. Io faccio un paio di esempi banali. Allora, questa è una mail che mi manda un imprenditore della provincia di Verona.
il quale si rivolge, è una mail del 25 luglio, quindi di qualche giorno fa, il quale si rivolge all'ARPA, all'Acque Veronesi, scusate, Acque Veronesi è l'azienda che gestisce il ciclo delle acque per la provincia di Verona. Va là, ha fatto un capannone, per fortuna sua è pure riuscito a venderlo, deve avere l'autorizzazione per lo scarico, insomma lo sciacquone del bagno, il capannone, c'ha i bagni, deve poter scaricare nelle fogne, quindi un fatto burocratico. Si rivolge ad Acque Veronesi, che è appunto l'azienda che gestisce il ciclo dell'acqua per la provincia di Verona, e questa gli dice: guarda che non devi più chiederlo a noi, ma devi chiederlo al tuo comune, perché per legge dello Stato il comune deve avere lo sportello unico, tu vai allo sportello unico del tuo comune, è lui l'ente preposto a rilasciarti l'autorizzazione. Lui, se non ha questa autorizzazione, non vende il capannone, perché evidentemente chi compra dice devo essere a posto, anche perché se non hai quell'autorizzazione evidentemente non puoi autorizzare il capannone. Lui va dal suo comune, che non è il mio comune, è un comune minore della provincia di Verona, lui va dal suo comune e lo sportello unico non c'è. E quindi il comune dice: io non posso rilasciarti l'autorizzazione, non ho ancora lo sportello unico. Quindi questo imprenditore, per questo dico siamo la Repubblica delle banane, questo imprenditore si trova un ente di natura, di ordine provinciale, che dice: io non posso più darti l'autorizzazione perché per legge dello Stato te la darà qualcun altro. Lui va da qualcun altro che gli dice: io non ho fatto lo sportello unico, quindi io te lo posso dare. Allora, come è stata risolta? Io, anche se non era, ripeto, il mio comune, ma insomma bene o male quando fai il sindaco devi cercare di occuparti dei problemi della gente, al di là che sia del tuo comune o meno, devi cercare di dare delle risposte. Ho interpellato l'Acque Veronesi, gli ho detto: dategli un'autorizzazione provvisoria, perché non può essere che noi siamo un paese, come dicevi prima, dove la gente va a investire fuori e noi la invogliamo a investire fuori, perché uno a quel punto lì si incazza e dice investo da un'altra parte perché è insensato investire in Italia. E allora questo è uno dei grandi problemi drammatici, perché al di là del costo del sistema paese è la burocrazia mostruosa che c'è in Italia. Io sono in una provincia che è quella di Giovanni Rana. Giovanni Rana nasce a San Giovanni Lupatotto, che è alle porte di Verona, diventa, lo conoscete tutti, un grandissimo imprenditore nel settore della pasta, in particolare di tortellini, e lui, non Flavio Tosi, Giovanni Rana, imprenditore, porta sempre l'esempio che lui è riuscito a aprire un nuovo stabilimento a Chicago, l'ha aperto in 7 mesi, e in Italia per fare un ampliamento, non un nuovo stabilimento, ci ha messo 7 anni. E allora lui è rimasto a investire in Italia perché ci tiene, è la sua terra, c'ha un sacco di dipendenti che sono suoi e nostri concittadini, e quindi vuol bene al suo territorio e investe ancora lì. Ma è chiaro che non possiamo competere finché restiamo la Repubblica delle Banane, che ha una burocrazia asfitica, e quello non costa niente modificare la burocrazia, perché alcune riforme sono complicate, possono avere dei costi, ma ridurre la burocrazia non costa niente. E allora questa è una grandissima colpa di tutti i governi che si sono succeduti, perché tutti i governi che si sono succeduti, anziché semplificare le pratiche burocratiche, le hanno complicate, perché fare un'impresa in Italia è sempre più difficile, e le riforme che vengono fatte, io ho qua un'ANSA di oggi che mi ha lasciato francamente stupefatto, del collega Matteo Renzi, ve la leggo perché per dire le riforme che si fanno in questo strano paese. Allora, è stato fatto un decreto cultura, allora perché ci sono una serie di problematiche, soprattutto nelle realtà che hanno le fondazioni liriche. A Verona noi abbiamo la fondazione lirica, che è appunto quella che gestisce l'Arena e il Teatro Filarmonico. È una fondazione che da 6 anni a questa parte è in attivo, mentre prima faceva quasi 5 milioni all'anno di passivo, e Firenze ha il Maggio Fiorentino, che è un ente al limite del dissesto. Il decreto cultura, vi leggo le parole ANSA del collega Matteo Renzi per capire i contenuti del decreto cultura. Il decreto cultura, dice Matteo Renzi, è un primo passo in avanti nella direzione che il commissario del Maggio Fiorentino, è commissariato l'ente perché appunto è in dissesto, il commissario del Maggio Fiorentino aveva indicato, e che consentirà di fare ciò che abbiamo sempre detto. Se si vuole salvare il Maggio Fiorentino ci sono, ahimè, dice Matteo Renzi, 70-100 persone che devono fare altro e che non possono essere continuate a essere pagate dall'ente. E fin qua è ragionevole, dice c'è personale in esubero e questo non ce la facciamo più a mantenerlo perché è troppo rispetto a quelli che sono i bilanci dell'ente. Vi leggo quello che arriva dopo.
il Ministero ha scelto di accollarseli, ben venga. E allora, se siamo in un paese dove le riforme sono che se c'è il Maggio Fiorentino che ha 100 persone, se le assume lo Stato e le paga il Ministero, voi capite che non si va da nessuna parte con riforme di questo genere, perché questo non è il modo di governare un paese che ha 3.800.000 persone che stanno nel pubblico impiego, in particolare concentrati in alcune realtà regionali. Se tu pensi di salvare il paese dicendo che se il Maggio Fiorentino ha 100 persone in esubero le assume lo Stato. Non voglio insistere perché ha risposto indirettamente: burocrazia, costi della pubblica amministrazione, personale, macchina romana, però siamo veramente a rischio default come la Grecia, perché la situazione della Grecia, è vero, è sottovalutata dai media italiani. Allora, la Grecia, immagino aveva detto Giancarlo ieri sera, si è impegnata entro la fine dell'anno. Sapete che hanno chiuso la televisione di Stato e l'hanno riaperta lasciando a casa 1.000 persone, anzi forse non lo sapete perché lo si dice poco. La Grecia si è impegnata entro la fine dell'anno a dismettere, licenziare 15.000 dipendenti dello Stato e l'anno prossimo 40.000. Questa è la realtà della Grecia. E la Grecia fa un quinto degli abitanti dell'Italia, per capire le proporzioni. L'Italia 3 mesi fa aveva un rapporto debito-PIL al 127%, abbiamo superato il 130%. In 3 mesi abbiamo aumentato il rapporto debito-PIL del 3%. L'Italia è assolutamente a rischio default, e lo dico non perché penso al tanto peggio tanto meglio, dico che è bello che le cose vadano male, è una preoccupazione drammatica, perché se l'Italia salta e fa il default come fece l'Argentina 10 anni fa andò in default. Se uno si va a guardare cosa è successo in Argentina per 10 anni, non è che hanno detto che bello adesso che c'è il default sistemiamo tutto. Sono state lacrime e sangue per 10 anni, l'Argentina comincia a riprendersi adesso a 10 anni di distanza con un paese distrutto. E allora, pensando, e mi ripeto scusate, a territori come questo, con la ricchezza che è stata creata dai nostri nonni, dai nostri genitori, dalla gente che ha lavorato come bestie per creare questo benessere, e pensando al futuro dei nostri figli, non ci meritiamo il default, perché per quello che abbiamo fatto, per quello che hanno fatto le generazioni che sono emigrate all'estero a morire di fame per portare 4 soldi in Italia, non ci meritiamo il default noi, gente che ha sempre lavorato. Senta, come fa, e qui c'è anche una domanda sottointesa a proposito di Ministero della Cultura e Beni Culturali, lo stesso Ministro è anche quello del turismo, e il turismo in Italia, che parliamo, qui siamo in una località turistica, Cervia. Come fa Verona a essere seconda in un istituto, in uno studio tedesco, fra le città più apprezzate in Italia, solo alle spalle di Venezia, quindi prima di Firenze, Roma, Milano, e in queste 18 città, lo ricordo per quelli che sono romagnoli, non c'è né Ravenna, né Rimini, né Forlì, né Cesena? Ma adesso senza andare nel dettaglio di Ravenna, mi risponde anche sul Ministero del Turismo che non c'è. Ok, allora per quanto riguarda la prima parte, noi come città di Verona, che appunto siamo stati per anni la 4ª città turistica d'Italia e oggi siamo la 3ª, quindi siamo davanti a Firenze, abbiamo investito molto sulla promozione internazionale della città, perché avendo 2 punti fondamentali che sono uno, le ricchezze monumentali, artistiche, architettoniche, e pensiamo, per quello che conoscono soprattutto gli stranieri, l'Arena di Verona e la Casa di Giulietta, vengono a Verona soprattutto per l'Arena di Verona e Casa di Giulietta. Dall'altra abbiamo un territorio che è vocato alla produzione enogastronomica e del vino in particolare, se si considera che oggi l'Italia è diventata per quantità il primo paese produttore al mondo. Il Veneto è la prima regione d'Italia per produzione, Verona è la prima provincia d'Italia per produzione, e quindi abbiamo quel settore che per fortuna attira e quindi salva l'economia della nostra città e comunque attrae il turismo, perché il vino, l'enogastronomia è un modo anche di attrarre turismo. Dall'altra grandi eventi in arena, eventi mondiali, perché Celentano in arena è stato un evento mondiale, i Wind Music Award che per anni sono stati a Verona sono eventi internazionali, quindi cercando di promuovere l'immagine, vendere la città. Poi avrete Ligabue e Morandi tra poco, giusto? Esatto, e quindi sono tutti eventi che alla fine a livello nazionale e internazionale fanno conoscere la città, una parte, e lo dico con malcelata immodestia, anche la sicurezza, perché comunque un turista che viene in una città sicura, io vi faccio una domanda banale:
una città come Napoli o una città come Palermo sono città bellissime, anche Bologna sono città bellissime, sono città che non hanno nulla da invidiare a tante altre città italiane, non sono in cima a quella classifica delle città più turistiche, perché un turista che viene a Verona e trova una città sicura ci torna, perché sa che può andare in giro tranquillo, che nessuno gli frega le cose e quindi ci torna volentieri. Quando vede sui giornali, sulle televisioni che la città è insicura non ci va, è un criterio di scelta pure quello, e quindi quella è una cosa sulla quale a Verona abbiamo investito, all'inizio prendendoci anche parole e polemiche, però questo è servito a promuovere